nel momento in cui questa persona a cui lei si rivolge, che addirittura gli rizzano i capelli in testa sentendo il nome, nel momento in cui questa persona consiglia a lei addirittura di vendere la casa, io non riesco a capire, e spero che lei me lo faccia capire, come mai lei, quando va via Santa Paola e quindi viene raggiunto un po' il suo scopo di stare un po' tranquillo, lo va a trovare? Guardi, un po' tranquillo perché se io andavo a trovarlo dovevo stare con lui 2 ore. Sì? Era difficile che ci fosse molto difficile che mi si trovasse in compagnia di Santa Paola, mentre se l'avessero trovato lì mi l'avrei passato, ma lasciato. A questo poi andremo più in là a stabilire se era o meno difficile. E lei è andato a trovare Santa Paola fino a quando? Fino ai primi giorni del mese di gennaio del 92. Nei mesi di gennaio del 92? Quindi Santa Paola va via nel gennaio del 91 e lei per un anno lo va a trovare? Sì. È così? Lei poco fa, a domanda del pubblico ministero, ha riferito di una perquisizione delle forze di polizia nella casa di Cesarotti, giusto? E ha riferito anche che il Santa Paola si mostrava turbato del fatto che forze di polizia avessero fatto irruzione a casa di Cesarotti. A proposito, la casa di Cesarotti lei l'ha indicata? O no? Come? L'ha indicata quale casa? La casa di Mascalucia. E volevo solo far presente che a Mascalucia vi sono diverse case di diversi Cesarotti. E sulla sciara, alla periferia, sulla sciara di... Lei ha indicato quindi, ha indicato alle forze dell'ordine una casa o più case Cesarotti? Una casa. Le faccio presente che per questa sua indicazione vi sono 2 Cesarotti detenuti da 2 anni. Avvocato, è un'illazione, una pura illazione quella che sta facendo l'avvocato, e credo che non sia neppure corretto. No, signor pubblico ministero. A prescindere, scusa signori, a prescindere dal ministero di non alzare la voce, se è corretta o meno. Avvocato Papalia la invito ad attenersi alle regole del controesame, faccia le domande che ritiene. Le considerazioni le lasci ad altro momento. No, le considerazioni non sono mie, Presidente. Ecco, e le lasci ad altro momento. Bene. Che le sue considerazioni Lei non interessano assolutamente la persona che si sta controesaminando. Sì, Presidente. Allora, lei ha parlato solo di una casa di Cesarotti, giusto? Io vorrei farle una contestazione. Mi dà il tempo, signor Presidente, un attimo di rivedere qui le carte. Solo un momento. Le contesto che nel verbale del giorno 2 ottobre 1993 lei, a domanda credo del pubblico ministero, ha risposto: gli incontri tra me ed il Santa Paola a casa di Cesarotti avvennero tra il maggio ed il giugno 1991. Quindi lei conferma questa circostanza? Dopo il giugno del 1991 lei non andò più a casa di Cesarotti.
Ora che ricordo meglio, non posso escludere di essermi recato a casa dei Cesarotti anche una terza volta. Questo non lo ricordo, non lo ricordavo allora, peggio ancora adesso. Qui? Sicuramente. Perfetto. Nel periodo maggio-luglio, non oltre lì. Maggio-giugno 91. E quindi quando lei afferma non posso escludere di essermi recato a casa dei Cesarotti, che cosa intende dire dei Cesarotti? Dei fratelli, non lo so, per me era di tutte e quattro, io lo so dire il perché dico dei Cesarotti, non è. Ma scusi, che vuol dire non mi sa dire? Se lei fino ad ora mi ha detto di essere stato a casa di un Cesarotti, come fa a dirmi non so dirlo? Là dentro incontravo sempre, ho incontrato quelle 2 volte sempre e soltanto un Cesarotti. E questo lo ha detto. Però gradirei sapere se è la verità. Vi ho spiegato ieri sera, la signora Buonanima lo chiamava Ciuzzo, non lo so chi era. Non lo sa chi era. Ho specificato la corporatura. Sì? Il tipo di corporatura, Sì? il tipo di occhiali che usava, Sì. più di questo non lo posso dire. Allora, ritorniamo un passo indietro. Lei ha specificato la corporatura di questo Cesarotti che lei ha visto e, ripeto, non vorrei sbagliare, mi sembra che lei abbia indicato una persona che portava occhiali scuri ed una persona che aveva una menomazione al braccio. Giusto? Esatto. Benissimo. Questa menomazione al braccio era una menomazione così, una ferita avvenuta? No, non lo so se era ferita, fu coperto dalla giacca, dalla cosa. Mi vuole più che a me spiegare alla Corte? Credevo che tenesse il braccio in un modo strano, ecco, vedevo io. Vedeva che teneva il braccio in un modo strano. Mi dica una cosa, signor Paladino. Quando apprende della visita della polizia o della perquisizione a casa di Cesarotti, lei la apprende da chi? Da Nitto. Dove si trovava lei? A casa di Nitto in via Magellano. A casa di? Dove era Nitto a casa Magellano? A via Magellano. In questa via Magellano, lei qual è stata l'ultima volta temporalmente che lei ha visitato questa casa? L'ultima volta è stato il 4 e il 5 di 10 gennaio. Del 92? Scusi, Prego? Avvocato, mi scusi, dico se chiede se dire. Scusi, Prego. Lei poco fa, a domanda del signor pubblico ministero, si è espresso in questi termini in relazione a quelle che erano che era stata la perquisizione fatta dalla polizia a casa Cesarotti. Lei testualmente, io gli leggo quello che lei ha detto perché l'ho scritto, se non dovesse rispondere a verità me lo dica. Lei ha detto di aver appreso la stessa sera che quella mattina, lei testualmente ha affermato, la mattina della sera in cui io sono andato a casa dei Cesarotti c'era stato il blitz della polizia. Non in cui io sono andato a casa dei Cesarotti. Ma questo lei ha detto poc'anzi. A casa di via Magellano, che c'è? è fatto vero, avvocato. Mi dico, se lei legge dichiarazioni che non sono state rese, mi consenta, non è in modo corretto. Ma signor pubblico nel dire che non è corretto. Non è corretto questo modo. Non è corretto questo modo di procedere. Signor Presidente, onde evitare, no, assolutamente. Io non ho detto mi sono recato. Presidente, io chiedo. Io ho detto mi sono recato a trovare Nitto nella sua ultima residenza, che non era quella. Io chiedo, signor Presidente, Scusate, posto che tutti possiamo sbagliare,
ed io sono il primo ad ammettere un errore, così come ritengo e pretendo che chi sbaglia lo debba ammettere, io chiedo, signor Presidente, anche per una questione di correttezza mia, di risentire più in là questo passo, perché se io ho sbagliato, ho sentito male, chiedo scusa al signor Paladino e ai presenti, ma se io ho sentito bene, io pretendo le scuse di chi dice che io non svolgo correttamente il controesame. Si valuterà la necessità di risentire. Comunque lei ha detto che l'ha preso la stessa sera della mattina in cui è avvenuto il blitz? Sì. Ha saputo questo dal Santa Paola? Ho saputo questo da Nitto. Da Nitto. Perché oltretutto ho detto noi andiamocene perché gli facciamo un favore che non stiamo più qua. E il Santa Paolo le riferì a che ora sarebbe avvenuto questo blitz? Prego? No. Le ha detto... Soprattutto parlò di più con la buonanima, perché lui quasi non era in grado nemmeno di parlare. Parlò di più con la buonanima che... Scusi signor Paladino, nella casa in cui lei ha appreso di questa circostanza, quante volte è andato? 4 volte. 4 volte. Ricorda lei se questa notizia di cui noi stiamo parlando le fu data l'ultima volta? La notizia di cui noi stiamo parlando, cioè dire che la mattina era avvenuto questo blitz della polizia a casa Cesarotti, lei l'ha prese l'ultima volta che andò a casa, mi pare di via Magellano o qualcosa del genere, oppure qualche altra volta? Poco fa ho detto che quella sera ce ne siamo andati via di corsa dopo 10 minuti e che siamo ritornati 3 o 4 giorni dopo a ritrovare lui, e l'ho ben detto, l'ho specificato prima, quindi non è stata l'ultima volta che io sono andato a trovarlo a casa di Magellano. Va bene, non c'è bisogno che lei se lei è questo, ma se è questo io ne prendo atto, per carità. Quindi lei dopo la notizia è ritornato nella stessa casa 3-4 giorni dopo, giusto? Bene. Signor Paladino, a domanda ieri sera del pubblico ministero, lei ha riferito che il signor Santa Paola si trasferì o comunque fu portato via o andò via dalla casa di Graniti all'interno, cioè con un mezzo, con un camion che aveva un telone, giusto? E questo camion era guidato, lei ha detto ieri sera, da Cesarotti. Cesarotti, lei ha riferito ieri sera, è quel Cesarotti che ha il braccio menomato. E lei ha anche riferito ieri sera che questo Cesarotti veniva chiamato Ciuzzo, o sbaglio? Bene. Questo è lo stesso Cesarotti che lei ha visto nella casa dove è andata a trovare il Santa Paola? Quindi lei ha visto solo questo Cesarotti. Ora, quando lei è andato a casa di Cesarotti e ha visto dove c'era Santa Paola, può dire alla Corte se Santa Paola dormiva in quella casa o non, piuttosto era un ospite di passaggio? Cioè dire qualcuno che stava in quella casa magari per prendere un tè, un caffè, un qualcosa e poi andava via. Più di una volta non penso che sia andato lì per prendere il caffè, poi non faceva misteri che dormiva lì. Non ho capito. Non faceva misteri che dormiva lì. Ma disse a lei io dormo qui? Non lo disse specificamente, io non chiedevo tu dormi qua, tu dormi qui, ti piace questa casa? Sì. Ma sei andato in un posto buono. Voglio dire, lei è andato a trovare Santa Paola? A letto non l'ho visto, signor Avvocato. Ecco, cioè dire lei non lo ha visto a letto, non ha sentito dal Santa Paola dire che dormisse in quella casa, o sbaglio? Va bene, dice
Non sento. Va bene come dice lei? No. Non ho fatto la domanda specifica, tu dormi qua. E che io le chiedevo se per caso, anche senza che lei avesse fatto la domanda, il Santa Paola le avesse riferito che dormiva lì. Ecco, questo intendevo sapere. Signor Presidente, io avrei finito in quest'attimo con riserva di riporre, laddove ella me ne dà l'opportunità, ulteriori domande di controesame in esito al provvedimento che ella scioglierà. Sì. Avvocato Catani. Sì, Presidente. Signor Paladino, poco fa lei ha detto che i figli venivano a trovare il Santa Paola non spesso e qualche volta in compagnia di Enzo Aiello. Questa circostanza quindi è esatta. Allora, lei sa come mai fosse qualche volta proprio Enzo Aiello ad accompagnare i figli? Li ho visti arrivare assieme. Sì, no, allora mi sono espresso male. Cioè dico, certo che lei l'ha visto se lo dice, perché dico proprio Aiello? Cioè, Santa Paola le ha mai parlato che rapporto? No. Non le ha detto? Ah, ecco, questo le... le dico di più, un amico di caccia del figlio maggiore, perché se lo portava a caccia, faceva sparare le anatre, i capiverdi e compagnia. E non c'erano altre ragioni che lei sappia per cui fosse proprio Enzo Aiello ad accompagnarli? Ad accompagnarli a caccia, sì, perché Enzo Aiello aveva il porto d'armi e mi poteva portare a caccia. È un cacciatore Enzo Aiello, quindi? Quindi doveva essere un cacciatore, c'era il porto d'armi. Va bene, non ho altre domande. Presidente, Avvocato Reina. Signor Paladino, quando lei ha visto la foto sul giornale, dopo quanto tempo è andato alla procura a dire che si era sbagliato? Ricorda? La foto di Genio, di Galea. Ma un paio di giorni. Lei si preannunziò con una telefonata o andò direttamente? Non mi ricordo se ho preso appuntamento con l'avvocato Calderone per andare a trovare il signor pubblico ministero. Non ricordo bene come ci sono andato. Ci sono andato per dirlo. Ok, e con quale pubblico ministero ha parlato? Nessun'altra domanda. Posso, Presidente? Sì. Una domanda sola. Sì, Avvocato Fichiera. Senta, tra le persone che andavano a trovare il signor Santa Paola, ha mai conosciuto un certo signor Motta Antonio? Non ho altre domande. Possiamo procedere oltre? Presidente, chiedo scusa, io, l'Avvocato Napoli, Sì. avevo tralasciato di fare un'ultima domanda, se lei Si accomodi. Grazie. Senta, signor Paladino, lei poco fa ha parlato di Cutaia e in particolare che il Santa Paola le disse di allontanarlo perché era meglio così. Lui lo allontanò Cutaia dopo la prima frequentazione? Sì. Si immagini. È successa la scena madre, volevo vedere ieri quando siamo andati a caccia a Perese, perché lui non è stato invitato, quindi se l'è presa, io sono lo scatto, sono cose, ci lasciano andare, ho detto Nico, lasciano andare. Quindi lui lo allontanò subito? Ma non era nelle sue grazie, non era un suo amico. Grazie. Presidente. Sì, l'avvocatessa Danna. Una sola domanda. Signor Paladino, durante il tempo in cui il signor Santa Paola fu ospite a casa sua, venne mai a trovarlo un certo Campanella Calogero? No. Ricorda lei di aver reso già dichiarazioni avanti altra corte d'assisi in un processo a carico del signor Santa Paola? Sì. Ricorda che ebbe a guardare de viso anche il signor Campanella Calogero? Sì, mi fu mostrato, anzi ci fu
visto con gli occhiali, mi fu fatto cambiare di posto, sì, non l'ho mai visto. Grazie. Ci sono altre domande? Allora ascolti. Sì. Presidente, mi può dare la parola all'avvocato Anna Ruggeri? Sì. Signor Paladino, lei conosce il signor Caponnetto Anastasio? Ci sono altri interventi? Io le volevo chiedere, lei conosce bene il signor Enzo Aiello? Sì. Fisicamente? Fisicamente. Cioè anche nella memoria lei non ha dubbi sulla identificazione di questa persona? E il signor Cesarotti Ciuzzo? Se lo ricorda bene? Ho visto che l'ha descritto in maniera molto particolareggiata. Quindi. Ora, un'altra cosa le voglio chiedere. Lei ha parlato anche di una visione di fotografie pubblicate sui giornali. Nel corso dei suoi esami, interrogatori e quanto altro da parte dei pubblici ministeri, le sono state mai mostrate fotografie, album di fotografie? Mi riferisco anche agli esami e agli interrogatori, se sono stati fatti da parte della polizia giudiziaria. Carabinieri, polizia. Quindi, diversi volumi, fascicoli di fotografie. E nel corso di questi esperimenti lei ebbe a indicare persone che venivano a trovare il Nico a casa mia. Ho capito. Si vuole appartare un momentino, lo potete accompagnare di là, grazie. Sì. Presidente, chiedo scusa, il pubblico ministero aveva anche altre domande da proporre, ella ritiene che lo farà poi successivamente oppure prima ancora che si proceda all'eventuale ricognizione richieste? Io preferirei che finisse perché l'esame, perché su una richiesta di esperimenti istruttori di altro genere la Corte si dovrà pronunciare, sì, se ce n'è necessità oppure no. Se la Corte riconosce che non c'è necessità, lo mandiamo via il signor Paladino. Questo è il motivo per cui volevo che finisse prima allora completiamo l'esame. Sì, completiamo l'esame. Dobbiamo attendere che cambi la striscia? Siamo pronti? Pubblico Ministero? Signor Paladino, lei ha risposto poc'anzi a alcune domande poste dai difensori in merito a tale genio. Sì. Se può ripetere come è avvenuto il ricordo, non quello successivo, quello iniziale, o comunque quale fu l'indicazione che lei diede al momento in cui le fu posta una delle tante fotografie nella quale ebbe a riconoscere tale genio? Esatto, lo dico subito. Nella prima ricognizione fotografica mi fecero Un po' più forte, signor Paladino. No, ero distante dal microfono.
nella prima ricognizione fotografica che mi sottoposero i carabinieri di Taormina, io riconobbi in una fotografia quello che secondo me era Genio, quell'Eugenio che veniva a trovare Nitto, perché somigliantissimo. Successivamente, 1 anno o 2 anni dopo, fu arrestato e fotografia sul giornale quello che io in realtà avevo conosciuto perché veniva lì a trovare Nitto, ed era il signor Eugenio Galea. Allora cosa fece, signor Paladino? Ho detto al dottor Bertone: guardi che mi sono sbagliato, questo è quello che veniva a trovare, non quell'altro. Dicevo, possibilmente lei ha visto anche l'altro, non glielo so dire, comunque questo è quello che veniva lì. Signor Paladino, quando procedette alla prima individuazione, lei ricordava di aver visto l'altro Eugenio, che poi a quanto sembra non era quello cui lei voleva effettivamente fare riferimento, esatto, sul giornale? I tratti somatici del viso erano identici. Sì, chiedo scusa, mi lasci finire, signor sì. Paladino. Aveva visto la fotografia su un giornale del signor Genio? Sì. Poi... Scusi, signor pubblico ministero, a quale Genio fa... Infatti, se mi consente continuiamo, in modo che cerchiamo di ricostruire al meglio questa vicenda. In che occasione vide sul giornale la fotografia del Genio? La prima volta a cui lei mi sembra faccia riferimento? No, la prima volta io la vidi in fotografia dai carabinieri. Perfetto, quello stesso Genio che ebbe a riconoscere, lo vide sul giornale? No, vidi in realtà il vero Eugenio Galea, quello che veniva a trovare Nitto, e allora ho detto: non è quello, è questo qua. Ma dai tratti del volto della prima fotografia ho creduto di riconoscere uno che veniva a trovare Nitto. In realtà si trattava di ben altra persona, ma quello che veniva a trovare... Ascolti, signor Paladino, lei ha mai letto articoli sul giornale che riguardassero i supermercati Super S? Sì. Ricorda se in occasione di quegli articoli vi erano anche riportate, comunque effigiate delle persone? C'era anche la fotografia di questo qua, ho detto: beh, è lui, ma mi sono sbagliato, non era... Signor Paladino, chiedo scusa, anche al fine di ricostruire al meglio questa vicenda, un po' di pazienza. Lui chi? Quando lei ebbe mostrate le fotografie dai carabinieri per la prima volta... E viste le fotografie delle cose ai supermercati, ho detto: questo veniva a trovarlo. E si chiamava Genio, perché il cognome non lo conoscevo. E lo disse lei ai carabinieri? Sì, ai carabinieri, come lo dissi pure al dottor Bertone. I carabinieri hanno mai proceduto a verbalizzarla in certe occasioni? Credo di sì. Sì. Aspetta. Successivamente... Aspetti. Successivamente... è avvenuto l'arresto del signor Eugenio Galea, ma saranno passati 2 anni. Ecco, 2 anni da quando, signor? Da quando l'ho detto, ho riconosciuto quella fotografia, da quando l'avevo detto ai carabinieri. Ho detto: allora non è quello. E di quando aveva riferito al dottor Bertone, mi sembra? Sì. Erano passati 2 anni. Ricorda 1 anno e mezzo, una cosa la motivazione della pubblicazione della fotografia dell'altro Eugenio, cioè mi sembra il Galea a cui lei faccia riferimento? Perché era latitante, l'avevano scoperto. E quindi era stato catturato? E quindi era stato catturato. E quindi sono decorsi 2 anni circa, sì, 1 anno e mezzo, da quando lei ebbe a dare la prima indicazione sul Genio? Esatto. Ricorda se, dopo aver visto la fotografia sul giornale dell'Eugenio Galea, quindi dopo 2 anni, ebbe a contattare i carabinieri? Non ho contattato i carabinieri, io ho parlato con il dottor Bertone, ho detto: è questo quello che... non l'altro che... dice: possibilmente le ha conosciute tutte e 2, no, ma è questo quello che veniva a trovare spesso Nitto. Le modalità sono quelle che ha indicato poc'anzi attraverso l'avvocato Calderone? Credo di sì, che ho telefonato all'avvocato Calderone se potevo parlare con il dottor Bertone,
se ricordo bene, non altro. Andare direttamente no, perché in una maniera, oppure avrò contattato sicuramente l'avvocato Calderone. Signor Paladino, lei durante la sua deposizione ha fatto riferimento a delle visite ricevute dal Santa Paola durante il periodo in cui era ospite presso la sua abitazione, Sì. E ha fatto riferimento anche al fatto di aver sentito delle macchine arrivare oppure delle portiere chiudersi o aprirsi. Sì. Ricorda in quali orari, in quale arco orario? Non c'erano orari, alle 11 di sera, alle 5 del mattino, o Le volevo chiedere, mezzanotte, non c'erano orari. le volevo chiedere come facevano, ecco, lei ha parlato anche del garage, Il garage non aveva porta esterna per chiudere. ma come facevano queste persone ad entrare? Ho detto prima, tutti i parenti e gli amici più intimi avevano la chiave del cancello. Chi l'aveva dato la chiave del cancello, signor Paladino? Chi l'aveva data? Le copie fatte fare da me, date e poi date ai parenti e agli amici. Perché il cancello fu messo dopo la venuta di Nitto a casa mia. Signor Paladino, le volevo chiedere, perché lei ha ospitato Santa Paola Benedetto? Perché mi fu chiesto dalla buonanima e perché era amico e basta. Vogliamo dire per paura pure, no? No, diciamo per paura. Ricordo che non è uscito fuori dalla vicenda il signor Paladino. Ma il 416 bis mi è rimasto addosso. Ha patteggiato una pena, mi pare tutto regolare. Signor Paladino? Sì. Ricorda chi era presente al primo interrogatorio reso dinanzi al pubblico ministero? L'avvocato Calderone, il capitano Spirito, il capitano Rossetti e un altro maresciallo che non ricordo il nome. Il capitano Rossetti all'epoca cosa comandava? Come? Cosa comandava il capitano? La capitaneria di Taormina. Comandava ed era già stato trasferito, stava per andare via, quindi fu l'ultima volta che stette lì. Era stato trasferito come alla scorta di Scalfaro. Lei ricorda, Presidente. ricorda di essere stato sentito formalmente, prima ancora dell'interrogatorio, di essere stato sentito formalmente dai carabinieri di Taormina? Sì, 10 volte, 20, non lo so quante Le volte. sto chiedendo formalmente, Formalmente, cioè... con un verbale sottoscritto. Sì, sì, sì. Ricorda se in esito alle sue dichiarazioni come persona informata sui fatti venne interrotto l'interrogatorio essendo emersi a suo carico estremi di reità? Come? Le chiedo Sì. se ricorda che a seguito delle dichiarazioni rese
ai carabinieri e in particolare al capitano Rossetti, il suo esame testimoniale venne interrotto essendo emersi estremi di reato a suo carico, con avviso che aveva facoltà di nominare un difensore. No. Le dico questo, signor Paladino, perché è documentale, altrimenti una domanda di questo genere, e lo dico anche a beneficio di qualche illazione che probabilmente è stata formulata. La prima volta che mi sono accorto di essere indagato di 416 bis è stato quando è venuto lei a Taormina e ho visto il frontespizio della carpetta. Nel momento in cui lei veniva interrogato come indagato, quindi non era una situazione che spuntava all'improvviso. Lei era stato interrogato dai carabinieri, era stato indiziato di appartenere all'associazione mafiosa e aveva ricevuto, lei non lo ricorda? Aspetti, signor pubblico ministero, non avevo ricevuto nessun avviso di garanzia né di niente, comunque le mie dichiarazioni ai carabinieri furono a un certo punto spontanee. Io le sto chiedendo questo particolare che a questo punto alla pubblica accusa preme provare sia documentalmente e poi attraverso delle richieste istruttorie. Chiedevo e sollecitavo i suoi ricordi, se ricorda che in sede di esame testimoniale dinanzi al capitano Rossetti, essendo emersi estremi di reato a suo carico, il verbale venne interrotto ed ella venne avvisata della facoltà di nominare un difensore a seguito degli elementi di reato emersi a suo carico. Comunque ha risposto, questa è la terza volta che risponde negativamente. Lei all'udienza di ieri ha parlato di Giuseppe Mangion, sì, indicandolo come il fratello, mi pare, di Mangion. Mi dica lei se c'è un altro rapporto di parentela. Ha sentito la domanda? Sì, sei il fratello di Giuzzo Mangion. Ecco, era il fratello? Sì, perlomeno così mi è stato presentato. Ed è venuto diverse volte, una volta? No, non è venuto affatto? Diverse volte, 3, 4, 5 volte, non lo so, l'esattezza. A sapere quello che mi sta succedendo avrei preso appunti, numero di targhe, cose, non... Signor Paladino, dal momento in cui ha reso dichiarazioni al pubblico ministero e alla Corte di Assise, è stato avvicinato mai da familiari del signor Santapaola? No, ci siamo incontrati l'altro mese fa affettuosamente con Teodoro e Pippo Minniti, nient'altro che questo. È stato un incontro casuale o un incontro... Sì, un incontro casuale. Un'altra domanda. Signor Presidente, no, mi scusi un attimo. Signor Paladino, lei viene interrogato la prima volta il 30 settembre 1993. Dal pubblico ministero? Sì, dal pubblico ministero. Quindi lei ha detto che era andato là senza difensore. Io ero andato senza difensore, ma mi fu presentato l'avvocato Calderone che ce lo vuole come avvocato. E chi glielo disse? E il capitano dei carabinieri Rossetti, c'è l'avvocato Calderone che lo può assistere. Ho detto se è necessario sì. E perché lo doveva assistere? Gliel'avevano spiegato? Perché mi doveva interrogare un pubblico ministero. Le avevano detto solo questo? C'era bisogno di un avvocato. Ok. Lei sa quando è che è stato arrestato il signor Galea? Il periodo non me lo ricordo, se fu un anno fa, 6 mesi, non lo ricordo.
Quando iniziò l'interrogatorio suo, il 30 settembre, l'avvocato Calderone era già presente, quindi? Vabbè. Lei conferma che alcuni giorni dopo l'arresto del signor Galea lei andò alla Procura della Repubblica? Sì, informai il dottor Cardone, perfetto. la persona di cui avevo indicato Un'altra cosa, un'ultima cosa, e a proposito della domanda del PM. L'album di fotografie le fu fatto vedere dalla Procura della Repubblica, perché noi qua abbiamo l'intestazione. Fatto vedere sia dai carabinieri come dalla Procura della Repubblica. Quindi quando lei riconosce quel genio e tutti e due gli album che ho visto, anche della Procura, lo stesso album, sì. Della Procura, grazie. Una domanda, signor Presidente? No, sono l'avvocato Calim. Scusi, signor Palladino, io non ho chiaro un passaggio relativamente al momento in cui lei ebbe a visionare l'album fotografico. Per la prima volta le fu esibito da parte dei carabinieri o da parte del procuratore? E fu redatto un verbale nel momento in cui? Credo di sì, non glielo so dire, credo di sì, però cosa vuole che ne capisse se ho firmato, quindi penso che ce l'ho fatto. E fu sempre in quella data, cioè nell'occasione del primo interrogatorio che lei ha avuto alla presenza dell'avvocato Calderone? Sto parlando dei carabinieri, lei prima mi dice una cosa, la prima volta che ho visto quella cosa è stato nell'interrogazione dei carabinieri. E non c'era nessun avvocato, nessuna cosa che mi assistesse. E quanti giorni prima avvenne questo interrogatorio? Quanti mesi prima? L'interrogatorio cominciò nel mese di febbraio del 93 e finì il 19 di maggio 1993, giorno della cattura del povero Nito, quando mi lasciarono libero. Perché ero sottoposto a misure di sorveglianza dalla mattina alla sera. Non di sorveglianza, non di tutela, di sorveglianza, perché pensavano che poi avessi attacchi o agganci con Senta, signor Padalino, ma alla fine di questi interrogatori condotti dai carabinieri lei ha firmato qualche verbale, le ricorda oppure no? Ne ho firmati tanti di verbali, tutto firmavo, quello che mettevano davanti firmavo, devo volere di stare anche al Pertanto... perché duravano 4, 5, 6 ore, io non detto che gli interrogatori duravano... Si avvicina, veda di scandire le parole meglio, signor Palladino. Capisco che ora è stanco, però cerchi di scandire meglio le parole, di parlare in maniera più chiara perché non si sente dappertutto. Tanti e tali di quegli interrogatori che duravano 5, 6, 7 ore, ho firmato carte, contro carte, tutto quello che vedevo là lo firmavo, perché mi mandavano a casa a un certo punto si finisce. Oppure arrivava un maresciallo qualsiasi, cominciava a fare, oh caro cugino, ma chi sei? Falla su, 10. Dice allora siamo cugini. Dice, ma dov'è il cugino? Perché non so io dov'è il cugino? Mi mandavano i marescialli a fare queste domande, l'ho visto di tutti i colori. Non ho altre domande, grazie. Avvocato Libero. Signor Palladino, mi scusi, poc'anzi lei accennava al discorso di quando fu convocato in questa caserma dei carabinieri a Taormina e fu invitato da questo capitano a avvalersi dell'assistenza all'avvocato Calderone. Ma quando fu convocato non fu avvisato che doveva venire con un suo avvocato di fiducia? Sì, io sono stato avvisato telefonicamente. E non gli fu detto? A Taormina, lo devo salutare perché domani mattina parto, però noi non ci vediamo più. Non gli fu detto di farsi accompagnare da un avvocato? E poi c'è un'altra faccenda che dobbiamo spiegare. Sono salito sopra, ho detto capitano, dove sei andato? Sono andato a Roma, alla corte di Scalfaro e compagnia bella, vabbè. E
lì ho conosciuto il dottor Bertone e l'avvocato Caldera. E l'avvocato dice: guardi, il dottor Bertone la deve interrogare. Ancora? E dice: ma scusi, non ci sono i verbali tutti qua? Allora, signori, per i riflessi che la circostanza può avere, scusate, perché metto fine a questo argomento, perché per il riflesso che può avere sull'attendibilità del test, delle dichiarazioni, sull'oggetto dell'esame, è stato approfondito a mio giudizio più che a sufficienza. Quindi se ci sono altre domande da fare, sempre che riguardino... Devo fare un'altra domanda perché ha risposto ma non ho sentito bene la risposta. Se le consente io la faccio e poi... Non l'ho sentito bene. Chiudiamo l'argomento, avvocato, lo rileggerà nel verbale. Presidente, mi scusi, se poi effettivamente è come penso io che non l'ha detto, io la domanda non ha importanza, non lo ritengo più necessario approfondire questo argomento, per quello che ci interessa. Possiamo appartare il test? Scusi, Presidente. O deve ancora finire l'esame? Il pubblico ministero, in esito alle domande fatte dai difensori, deve proporre un'altra domanda al signor Paladino: se vi era o meno un rapporto confidenziale con qualcuno dei carabinieri. Presidente, mi oppongo a questa domanda. C'è opposizione. C'è opposizione. Se l'argomento è chiuso per tutti. Anche perché la Corte se prima mi lascia finire, avvocato. Scusate un momento. La Corte aveva già detto che non avrebbe ammesso domande. Se prima mi lascia finire. Signor Presidente, chiedo la parola. Ecco. Allora vediamo quali sono le motivazioni e la rilevanza che può avere e che non è stata considerata sinora una domanda di questo genere. Signor Presidente, i signori difensori hanno a disposizione tutti i verbali e alcune domande sono chiaramente finalizzate a evidenziare o prospettare un'eventuale scorrettezza dell'ufficio del pubblico ministero. Pur conoscendo i verbali sono state proposte determinate domande al referente. Signori, lei l'avrà dopo di me la parola. Devo fare... Non ho poteri per... Ho già spiegato... Far allontanare da quest'aula gli avvocati, altrimenti spesse volte lo farei. Questa gazzarra qui dentro non è ammessa. Noi ce ne andiamo. L'udienza sospesa. Si accomodi, signor Paladino, si accomodi nella sala dei testimoni. Presidente, io devo esaminarlo, il signor L'udienza è sospesa, si accomodi nella sala dei testimoni. L'udienza da questo momento è sospesa. Signori, stiano comodi. Allora, signori, se ci siamo calmati e vogliamo formalizzare l'incidente, significa formalizzare, ricondurlo alle forme dovute. I microfoni in sala, nell'aula. E processuale le chiede di far inserire quanto appresso. Premesso che il sottoscritto non ha rivolto al test alcuna domanda, anzi non ha effettuato controesame. Dichiara che comunque l'osservazione dei pubblici ministeri, secondo la quale le domande degli avvocati erano finalizzate a dimostrare la scorrettezza dei pubblici ministeri, è deontologicamente inammissibile e lesiva in generale della dignità della toga. Per quanto attiene all'affermazione del Presidente
di non avere i poteri per far allontanare dall'aula gli avvocati, osserva solamente che per il momento in cui è stata pronunciata, e cioè quando i difensori censuravano la frase dei pubblici ministeri sulla finalizzazione, ad avviso di questo difensore è gratuita ed ingiustificata e gravemente lesiva della dignità della toga. La ringrazio. Mi dà la parola, signor Presidente. Avvocato Giuffrida. Personalmente, peraltro, trovandomi nella stessa identica situazione rappresentata dall'avvocato Russo, io aderisco e faccio mia quella che è la dichiarazione fatta dall'avvocato Russo. Altri interventi? L'avvocato Reina si associa. Anche l'avvocato Napoli si associa, Presidente. Sono l'avvocato Calì, Presidente. Aderisco a quanto testellato dall'avvocato Russo. Signor Presidente, sono l'avvocato Di Maria, aderisco all'iniziativa dell'avvocato Russo. Anche l'avvocato Pulisano si associa. Avvocato Giuseppe Libera si associa a quanto dichiarato l'avvocato Russo. Avvocato Papalia si associa. Avvocato Papalia si associa. L'avvocato Viscuso si associa. L'avvocato Dionisi si associa. L'avvocato Danna si associa alle richieste, alla lamentele. Presidente, sono l'avvocato Catania Milluzzo e mi associo e chiedo a lei personalmente se io posso essere ancora in grado di compiere fino in fondo qui il mio dovere senza essere così bacchettato o potenzialmente bacchettato per come posso evincere dal tipo suo di espressione. Cioè voglio che lei mi dichiari se io dopo la sua espressione posso ancora compiere qui dentro la mia funzione di avvocato. Allora, per quanto mi riguarda, mi scusi il pubblico ministero, voglio soltanto precisare che gli eventuali dissensi delle parti in ordine al comportamento di controparte o a certe affermazioni o a certe richieste o a quant'altro deve essere esposta nelle forme dovute, specie avuto riguardo al tipo di esperimento dibattimentale che è in corso e alla qualità della persona e alla condizione della persona che viene esaminata. Devo ribadire che non è ammissibile che in aula succedano gazzarre di nessun tipo e per quale che sia la causa che la inneschi. E in questo senso va intesa la mia affermazione, che debbano essere allontanati, l'espressione allontanare dall'aula gli avvocati, devo specificarla nel senso che ho detto sopra e ovviamente a questo si può mettere rimedio più opportunamente sospendendo l'udienza quando succedono di queste cose. Però signori, io vi prego di astenervi anche quando dovete protestare, quando dovete intervenire e a prescindere poi dalle ragioni se è legittimo oppure non è legittimo sotto altri profili. Questa è una valutazione che compete solo a voi. Il nostro intervento è successivo. Vi prego comunque di mantenere certe forme. Considerato che in certe circostanze di fatto i poteri di direzione del dibattimento vengono a essere oggettivamente compressi e limitati. Quindi io non vedo di che cosa dovrei dare atto all'avvocato Catania, esattamente che cosa mi chiede. Anche atto che è offensiva quell'espressione, Presidente, per come lei l'ha pronunciata, quell'espressione è offensiva, Presidente. Avvocato Catania, scusi, il comportamento di un coro di avvocati che si alzano e urlano nei microfoni, a lei come sembra? Mi scusi se io le ritorco la domanda. Delle volte anche i pubblici ministeri urlano e si sovrappongono. No, lasci stare i pubblici ministeri, abbia pazienza, nei miei confronti dico, considerato appunto quali sono anche i limiti oggettivi di direzione dell'udienza. Dopodiché il pubblico ministero, per la parte che lo riguarda,
può mettere a verbale quello che ritiene. I pubblici ministeri ritengono che la registrazione e la trascrizione del verbale di oggi, soprattutto in relazione ai gravissimi episodi che si sono svolti a margine dell'udienza del 31/10/1995, alla presenza di molti dei difensori oggi presenti, dà piena giustificazione dell'affermazione che i pubblici ministeri hanno formulato in relazione alla speciosità di domande che, si ribadiscono, erano esclusivamente finalizzate a stigmatizzare una presunta irregolarità o scorrettezza del comportamento. Il richiamo del Presidente un momento, uno per volta, signori, se no, uno per volta. Prego lei, uno per volta. La prego, signori, Presidente. uno per volta. Signori, uno per volta. Presidente, vorrei che la mia dichiarazione, così come è stato consentito ai difensori, la sua non era offensiva, lo ritiene? No, signori, ha finito il pubblico ministero. Sì, poi dovrei fare delle richieste. Sì, allora, avvocato Russo. Bene. In ordine a questa dichiarazione del pubblico ministero ci sono interventi? Non la riteniamo assolutamente sotto il profilo della formulazione e sotto il profilo del momento assolutamente corretta, signor Presidente. E lo dice un avvocato che è rimasto, così come peraltro tutti, estremamente sereni, pur nella vivacità del momento processuale. Mi dispiace, non è questo, ritengo, il modo per riportare la serenità. Ci siamo limitati a fare dichiarazioni, dure o pesanti, ma dichiarazioni, senza offendere nessuno. Riteniamo che sia questa la forma più corretta. Presidente, chiedo scusa, in ogni caso desideravo sottolineare che i nostri controesami tendono esclusivamente a valutare l'attendibilità della persona che stiamo interrogando e non certamente a controllare il comportamento dei signori pubblici ministeri. Ecco perché rifiutiamo le dichiarazioni testé fatte dal signor pubblico ministero. Grazie. C'è l'avvocato Papalia? Sì, volevo dire due parole, signor Presidente. Si accomodi. Io credo, lo dico con molta lealtà, che da parte della difesa si svolge in maniera serena, tranquilla, il proprio mandato, il proprio lavoro, la propria professionalità. Non si ha assolutamente alcuna volontà di delegittimazione di alcuno. Le domande poste nel controesame sono dirette unicamente a stabilire la credibilità, attendibilità del test ed unicamente rivolte a svolgere il proprio mandato difensivo. Nessuna illazione è stata fatta, sono state poste delle domande sulla base esclusivamente del contesto dei verbali che ci è dato conoscere che sono depositati. Per cui queste affermazioni io li respingo in toto e chiedo, signor Presidente, mi auguro che questi incidenti non avvengano più. Noi non abbiamo motivo assolutamente di formulare delle illazioni, noi dobbiamo svolgere serenamente il nostro mandato, così come il pubblico ministero svolge il suo. Siamo due parti ed ognuno ha una strategia e la nostra certamente non è quella di offendere, di fare illazioni o di delegittimare alcuno. Questo volevo dire e questo ho detto. Ci sono altri interventi? Sì. Signor Presidente, mi scusi, è stata fatta una dichiarazione da parte del pubblico ministero e ha richiamato episodi accaduti il giorno 31 di gennaio a margine dell'udienza. Io non credo che in quella sede 31 ottobre, non 31 gennaio. No, infatti, avevo capito male io. Va bene. Insomma, l'udienza dell'altro ieri. L'udienza dell'altro ieri. 31 gennaio 96. Allora avevo sentito bene, Presidente. E io credo che questa affermazione, signor Presidente, non possa essere accettata.
perché l'udienza del 31 gennaio non è stata interrotta per comportamenti attribuibili ai difensori e meno che mai per motivi di carattere pretestuoso, almeno per quanto mi riguarda. Fra l'altro, dico, quello che è successo oggi, purtroppo, devo dire, non è che il frutto di un certo modo di procedere che va da tutti noi riflettuto, perché si innescano meccanismi estremamente, mi consenta Presidente, ma pericolosi, quando se da un canto allorché un collaborante o un testimone purtroppo rivela delle circostanze che potrebbero avere altri significati o sgradevoli, questa è un'aula di giustizia, la verità deve venire fuori nelle forme più giuste. Non si può attribuire ai difensori la finalità dello scandaglio del testo o del deponente per motivi diversi se non per quelli che è il processo. Il processo può rivelare dei fatti sgradevoli a carico purtroppo di qualcosa, qualcuno, dico, può succedere. Purtroppo è un luogo di verità. Ancora continuiamo allora, avvocato? No, non sto continuando, dico purtroppo dico un luogo di verità. Allora, Non si può porre fine, ora si continua col processo. Ha il pubblico ministero altre dichiarazioni da fare? O richieste? Volevo soltanto puntualizzare che non facevo carico ai difensori degli incidenti verificati, questo è troppo evidente, facevo riferimento a quel clima che avrebbe consigliato a tutti di essere molto più responsabili, tutti, quindi nessuno escluso, di essere più responsabili. Ecco, io mi soffermerei su quest'ultima affermazione del pubblico ministero perché a parte cenno al senso, certo, al senso di responsabilità, condivido però il resto della sua affermazione, cioè come un invito a una maggiore prudenza da parte di tutti. Possiamo procedere oltre? Le richieste. Paladini. Ha da fare domande ancora il pubblico ministero. Signor Presidente, mi scusi, la Presidenza, la Corte intende staccare un break o no? Appena sarà possibile, Avvocato Papalia, ma mi pare che in queste condizioni non è possibile staccare. Io ho chiesto. Appena sarà possibile, certo, è nei voti di tutti, vorremmo tutti prendere una pausa. Ma siccome chi decide è la Corte, io mi rivolgo alla Corte. Sì, ma la Corte è legata a necessità contingenti e la necessità in questo momento mi sembra quella di continuare. No? Signor Presidente, chiedo scusa. Sulla richiesta di ricognizione la Corte ancora... non è stata ancora esplicitata, è stata solo preannunciata. Ecco, io volevo arrivare sino a questo punto prima di sospendere. Si accomodi. Allora, c'è ancora una domanda del pubblico ministero? Sì, due domande. Signor Paladino, le volevo chiedere se il nome di Raimondo Natale le dice qualcosa, se conosce, ha avuto modo di conoscere? Non ho avuto modo di conoscerlo, ho sentito nominare qualche volta a Catania, o mi sembra qualche volta pure, se ben ricordo, di Nitto come cugino o parente, una cosa del genere. Il nome Grillo Salvatore le dice qualcosa? No. Il nome Cristaldi Venerando, Cristaldi Salvatore le dice qualcosa? Ha già risposto su questa domanda? Su questa domanda mi pare che mi è stata posta da qualcuno. Se fosse stata posta la ritiro perché l'ho posta dimenticando di averla posta. La posta. Presidente, io a questo punto Presidente, io a questo punto
chiederei di mostrare al signor Paladino il verbale, e le spiego il motivo, il verbale delle spontanee dichiarazioni rese dal signor Paladino il 2 marzo del 1993 ai carabinieri di Taormina, di cui non sto qui a ripetere il contenuto, che si conclude in questi termini: a questo punto, essendo emersi elementi di reità nei confronti del Paladino Sebastiano, il presente verbale viene interrotto ed egli è avvertito che nei suoi confronti si procede per i reati di cui all'articolo 416 bis. Il predetto, avvisato delle facoltà concessegli, elegge domicilio presso la propria residenza e si riserva di nominare legale di fiducia, fatto, letto, confermato e sottoscritto alle ore 12:55 di oggi, 2 marzo 1993. Io chiedo di mostrare al testo. Sì, non c'è bisogno. No, lei non risponda. Non risponda. Io chiedo di mostrare al testo questo verbale per dire se riconosce come sua la firma posta in calce a quel verbale. Ci sono osservazioni? Sì, Presidente, una sola, anche se puramente formale, ma talvolta la forma ci protegge, è solo quella, Presidente. Allora, è stato detto più volte in quest'Aula e condivido che i verbali fanno fede fino a querela di falso. Io vorrei che anche in questo caso, io non ho motivo affatto di dubitare che la firma sia sua, ma per principio, siccome quel verbale è un verbale e fa fede fino a querela di falso, il teste non dovrebbe avere poteri di ricognizione e di riconoscimento. Ne prendo atto con piacere, Avvocato, e chiedo, Presidente, a questo punto, se non ho ancora compreso la decisione della Corte. No, la Corte, se il Pubblico Ministero ritira la domanda sull'affermazione dell'Avvocato Russo, non ha nulla da decidere. Se il Pubblico Ministero insiste... Affermazioni condivise dal sottoscritto, peraltro, Avvocato Papalia, credo da tutti. Si era già chiuso, signor Presidente, mi scusi. Sì, l'avvocato dire no, dico si era già chiuso, la Corte aveva detto prima dell'interruzione che l'argomento era già chiuso, quindi... Comunque il Pubblico Ministero ritira la richiesta, quindi sì. Non c'è più incidente sul punto. Possiamo passare alla fase successiva? Sì, Presidente, non abbiamo più domande, volevamo formalizzare... Sì. Allora bisogna allontanare nuovamente il signor Paladino. Abbiamo ancora bisogno di lei. Faremo aspetti, aspetti, faremo un'ora di sospensione. Lei un'ora, sì. Lei nel frattempo veda di andare a prendere qualcosa, perché non vorremmo tenerla sino a stasera, sentito che è di salute cagionevole e si vede anche. E dovrebbe avere cura però di non avere contatti con sua moglie in questo intervallo, perché dovrà ancora essere sentita, cioè dovrete andare a turno a prendere qualcosa. E quindi vada lei a mangiare. Faccia come crede. Si accomodi di là, stia attento. Siamo in compagnia dei carabinieri, ci stanno lì, quindi non abbiamo niente da dirci a proposito di questo. Insomma, veda lei. Allora si sospende sono le 14:45 sino alle 15:30. Presidente, mi scusi, per quanto riguarda i programmi... No, scusate perché mi sono un po'... No, riprendiamo un momentino, sentiamo... Sì. Così approfittiamo della sospensione per decidere. Dopo le 15:30 si va No. Le richieste di cosa voglio sentire? Di ricognizione di persona. Scusatemi. Signor Presidente, l'ufficio del Pubblico Ministero formula la seguente richiesta di ricognizione personale
anche in considerazione delle dichiarazioni che il signor Paladino ha reso all'ufficio del pubblico ministero e i cui verbali sono depositati nel proprio fascicolo, e alle individuazioni fotografiche già fatte in quel contesto, e quindi avanza richiesta di ricognizione personale in relazione ai imputati Cesarotti, entrambi imputati in questo procedimento, all'imputato Grillo Salvatore, di Raimondo Natale, Fichera Alfio e Galea Eugenio. Difensori? Presidente, mi pare solo che c'è proprio una questione di non di difesa strettamente, c'è qua un problema di salute dell'imputato di reato connesso, perché mi pare di aver capito che è molto cagionevole e la tensione potrebbe certamente procurargli danno. C'è stata una precedente ordinanza che questa Corte ha emesso in occasione in cui fu sentita la testa signora Sinisi, che appunto non ha concesso questo mezzo istruttorio, rendendosi conto obiettivamente, pur non essendo noi dei medici, che non poteva assolutamente darsi corso a questa cosa. Quindi soltanto per questo motivo, perché credo che il diritto alla salute sia una cosa che superi financo il processo penale. Grazie. Gli difensori degli imputati, nessuna osservazione. Sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero di ricognizione, io gradirei, prima di esprimere il mio pensiero, conoscere i motivi per i quali viene richiesta la ricognizione per i fratelli Cesarotti. È stato detto sulla scorta delle dichiarazioni rese. Ecco, io gradirei che il signor pubblico ministero puntualizzasse quali sono i motivi per i quali richiede la ricognizione. Le sarei grato. E se il pubblico ministero ritiene di esplicitarli, se li ritiene. Volevo soltanto aggiungere un'altra connotazione alla richiesta. Il signor Paladino ha fatto riferimento a svariate persone che nell'arco temporale in cui il Santa Paola era ospite presso la sua abitazione sono andate a trovare il Santa Paola stesso, e alcune di queste persone sono state viste dal Paladino, e quindi questa è la ragione in aggiunta alle altre già addotte, per le quali si insiste nella richiesta di ricognizione personale. Presidente, faccio mia la richiesta di ricognizione di Fichera Alfio. Allora. A questo punto la difesa di Cesarotti, appunto sulla scorta delle dichiarazioni del teste Paladino, si oppone alla ricognizione. Presidente, sono l'avvocato Calimi, dà la parola? S'accomodi. La difesa di Galea Eugenio si oppone all'atto istruttorio che è stato richiesto dal pubblico ministero, in quanto lo ritiene palesemente superfluo sulla scorta della deposizione testimoniale oggi resa da Paladino Sebastiano, avente per oggetto il riconoscimento del Galea Eugenio già dalla foto che ebbe modo di vedere in giornale, circostanza che peraltro motivò la richiesta del Paladino di recarsi presso l'ufficio del pubblico ministero per comunicare tale avvenuto riconoscimento, e pertanto lo ritiene del tutto ininfluente ai fini della decisione. Altre osservazioni? Allora, la Corte si riserva di decidere in prosieguo e si sospende l'udienza sino alle 15:30. Facciamo Presidente, ha detto 15:45. Ha detto un'ora, Presidente, poco fa. Un'ora. Ci vediamo alle 15:45 per riprendere l'udienza fra un'ora. Presidente, scusi, soltanto per l'organizzazione del lavoro pomeridiano, posto che vi sono dei detenuti in transito per i quali bisogna dare delle disposizioni per il rientro eventuale. Veda il pubblico ministero per questo. No, io vorrei capire un pochettino se possiamo
mi pare sia troppo evidente che oggi tutte queste persone non potranno essere sentite. È chiaro. Siccome si tratta di detenuti in transito che debbono rientrare per diversi motivi che non sto qui perché troppo chiari, è possibile rinviare l'udienza domani mattina? È una proposta, ovviamente, perché altrimenti costoro hanno fatto un viaggio a spese dello Stato. L'udienza viene rinviata a martedì mattina. Cioè, questo processo sarà trattato la prossima settimana, martedì mattina, mercoledì pomeriggio e giovedì pomeriggio. Ecco, però voglio avvertire di una cosa, che una indicazione di questo genere per mercoledì e giovedì è suscettibile di variazioni, perché l'altra volta non l'ho precisato e poi ci siamo trovati a disagio, nel senso che se potesse essere recuperata una delle due mattine, allora si dovrebbe tenere l'udienza anche la mattina. Presidente, questo ci crea grave disagio. Lo so, avvocato, ma un certo programma dovrebbe essere completato. Come vede andiamo in noi prosecuzione. siamo sempre disponibili. Presidente, scusi, possono dirlo i pubblici ministeri, dico, le persone che dovranno essere sentite martedì, possono dirlo adesso? Sono in grado di dirlo. Sono in grado di dirlo. Scusate, credo che è stato indicato un ordine. No, è saltato tutto, Presidente, perché la scorsa mi scusi, è saltato tutto l'ordine, perché quei collaboranti che avrebbero dovuto, mi pare di sì, che dico, è saltato tutto, perché bisognava già sentire per esempio oggi Castelli, che ormai a questo punto penso che non possa... Ma c'è Castelli? Signor Presidente... No. Signor Quindi non lo so, vedete voi. Bisogna riorganizzare traduzioni e altre incombenze a cui il pubblico ministero deve provvedere, quindi non è allo Stato in grado di poterlo dire. Capito? Ma per oggi pomeriggio chi verrà? Signor Presidente, il programma voi lo conoscevate? Il programma è saltato. C'è ancora di esaurire l'esperimento con Palladino, poi c'è la signora Palladino da sentire e poi ci sarà la possibilità di sentire un'altra persona, penso. Una, due, non lo so. Tutti gli altri indicati in programma sono tutti gli altri, ad eccezione di Sparacio e Castelli, sono tutti gli altri indicati in programma. Si tratta di vedere quelli che si riesce a fare. L'udienza è sospesa.